Bene raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, Norvegia, Olanda, ottavi e abbiamo un po' qualche novità, finalmente il pallone Fevernova siamo riusciti a installarlo e anche la Norvegia ho messo delle maglie vintage GC 94 che sono tra le mie maglie preferite di quel mondiale, proprio le amo. Abbiamo messo questa bianca, bellissima, e questa rossa, io andrei di rossa perché comunque noi siamo in trasferta, tra virgolette, quindi usiamo la bianca. Qua non c'è, io voglio passare, con l'Olanda bisogna minimo andare in finale, se ce l'abbiamo fatta con l'Ucraina e degli Young erano morti, perfetto, calcio d'inizio. Olanda, Norvegia, anzi Norvegia, Olanda. Dai fiori. Speriamo di fare una bella partita e divertirci, segnare tanti gol. Questa partita degli ottavi di Vai. finale del torneo di calcio più prestigioso in assoluto. Entriamo davvero nel vivo della competizione. Siamo qui per assistere al primo turno degli scontri diretti. Da oggi non si scherza più. Voglio la triplettona di Rud. Che dire dunque? Voglio il gol in mezzo rovesciata come su Olanda e Germania, Euro 2004, 1-1. Wijnaldum, Wijnaldum, Rud. Deve far di più qua Rud col fisico che ha. Si rivelerà all'altezza delle aspettative. Vediamolo insieme sul campo. Il Celtic Park è senza dubbio il cuore pulsante della zona di Parkhead qui a Glasgow. È il cuore Una puzzante. descrizione che calza ancora più a pennello nei giorni di partita come oggi, grazie alla passione degli oltre 60.000 tifosi sugli Ottimo. spalti. Il termometro dei tifosi Fuori dice che sta gioco. iniziando a fare caldo. L'atmosfera è già bollente, Fabio, ed era quello che ci si aspettava da questa tifoseria. Dai fiori. La fase a gironi ci ha regalato sprazzi di grande calcio e qualche sorpresa. Ma siamo onesti, in qualsiasi competizione sono le partite da dentro o fuori a entrare negli annali e nel cuore dei tifosi. Stiamo attenti. Nel frattempo la gara è iniziata. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Secondo me Depay. Ma tutto, Fabio, velocità. No, sti passaggi qua. E anche un gran tiro. Qui c'è il tiro. Bravo Virgilio. Norvegia uscita agli ottavi, usata da noi contro l'Italia. Adesso fa il partitone della vita? Spero proprio di no. Avanti verso il compagno. Grande occasione, può concludere. Subito Holland 1-0 Norvegia. Che gol, mica male, davvero mica male. Stiamo giocando malissimo. Un gol del vantaggio. Vai Rud. Davvero pesantissimo. Vai, rispondiamo subito. Primo gol messo Vai, in rispondiamo mezzo, subito. davvero motivati, Niente. Fabio. Vai Rud. Rud bellissimo. 1-1 subito. 1-1 subito ci voleva. Yes! Van gol. Come a Manchester. Non Rud. era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Inizio scoppiettante di match. 4 le reti per lui in questo torneo. Che cazzo però. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono disuniti dopo aver segnato. Bel giocatore Haaland, Holland Haaland. Complimenti agli avversari, che reazione da grande Ecco, ha provato una cosa un po' difficile. L'estremo difensore la calcia lunga. Ci mette il fisico e conquista il pallone. No! Occhio. Mamma mia, bravo portiere. Però sta Olanda. Il fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Sta Olanda. Bah. E intanto Gigi Fevernova, che l'ho sempre battuto Gigi, entra in rete per 2 volte. Una loro purtroppo e una noi. Che pallone ragazzi, guarda che roba. Strootman. E trova il compagno. Ecco il tiro. Mamma mia. Salva la sua porta. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Di te, no. La difesa riesce ad allontanare. Cross di Depay. Peccato. Però le nostre azioni le abbiamo fatte, eh. Gioca con un pallone lungo. Prova con la palla filtrante. Grande intervento. Vale come un gol. Bello. No, ma stupendo. Oh, Norvegia sembra siamo tutti Maradona, tutti Maradona. Guarda, sei incredibile, vabbè. Grande portiere che ci salva. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Rud, bella sponda. Bellissima azione, bellissima. È un'azione per parte, raga, eh. È un'altra occasione che vola via. Hanno avuto diverse
occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Ecco che bel tiro. Spazza via. Niente. Ma sta partita può finire 100 a 100. Un'azione per parte incredibile. Lungo pallone in avanti. Malesani. Malesani, ragazzi, il mollo. Strootman. Wijnaldum. Vai Rud. Rud bellissimo per Memphis. Questa è una bellissima giocata. Rud. Niente. Si libera della palla ed evita complicazioni. Ottima pressione. No. Palla recuperata. Cerca l'uomo là davanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Occasione per il contropiede. Ottimo passaggio. Bravo Rud. Non c'è nessuno. Prova a cambiare la situazione con una giocata. Non ho parole. Adesso anche godermi il pallone che sono riuscito a inserire. Che amo. A livello estetico è uno dei miei palloni preferiti, a parte Abel Tango storico. Soltanto il Incredibile. laterale qui. Partita che mi sta lasciando così. Norvegia che fa le sue azioni, noi lo stesso, ma errori incomprensibili. Scatta verso il pallone. Ocio. Ha spazio sulla fascia. Bravo. Ci Bravo mette De il Ligt. fisico e conquista il pallone. Blind. La gioca in profondità. Prova a verticalizzare. Ok. Palla Dai, riconquistata Strootman. immediatamente. Riceve un pallone interessante. Bravissimo, mai fallo Van Dijk. Van Dijk intervento veramente da fenomeno. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Seconda frazione 1-1, partita tosta, difficile. Ancora aperto. La Norvegia non vuole uscire ancora agli ottavi come l'anno scorso. Squadre a riposo. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Per numero di occasioni create da entrambe le squadre il risultato è un po' scarno. Di Concordo. sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un teccato. Ok. Il risultato è ancora appeso in filo. Si riprende con il secondo tempo. Vai Promes. Informano che non Ok. c'è nessuna novità nel 2 fuori. Vai Rud. Mi ha fermato bene. Prova a giocarla in profondità. Dai Virgi. Fischio del Diop. direttore di gara, calcio di punizione. Fallo inesistente, no? Cioè, vabbè. Guida Sì, vabbè. Ridicolo, ridicolo. realizzazione decisamente infelice. Bravo. Ok, ti prego Rud. Bella parata. Non ci credo, che miracolo. Trova il compagno in ottimo. Conclusione davvero molto angolata. Incredibile, portiere miracoloso. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Vai Virgilio. Wijnaldum. Vai Giorgino Wijnaldum, dai. Questo è un bel contropiedone. Attenzione! Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Mamma mia. Wijnaldum. Tocca in avanti. Bello Depay, mamma mia Depay, inguardabile finora. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Si fa fermare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Strootman è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Dai Fioi. Buono. Noto marchi Rud per... asfissianti, non si concede- No, come ha fatto? Adesso No, ma come cazzo fa? i Dai, vabbè. aumentano la pressione su Mi preoccupa, se proprio mi preoccupano tutti i miracoli all'ultimo. Poi le marcature saranno asfissianti. Esce Malesani. Questo uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende.
Vai Depay che hai fatto E schifo finché finora. vai, ci mette il fisico. Mamma mia in questa Depay. azione. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Wijnaldum. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. No, no, Norvegia è incredibile. La difesa sembra Baresi, Maldini, Costa Curta, Tassotti, Cannavaro, Nesta, Thuram, Stam. Tutti insieme. Riceve il passaggio. Si riprenderà con un tiro della bandiera. Incredibile, incredibile. Ciao. E ciao. Vai. Più qualità, Depay ha fatto schifo oggi. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. L'arbitro interrompe il gioco per permettere una doppia sostituzione. Bravo portiere, però mai centrale, sempre ai lati, bisogna respingere la palla. Prima regola, mamma mia. Vai Rud. Cerca di servire il compagno in avanti. Ecco che Bravissimo è Rud, arrivato. dai. Il gol della vittoria. Non è, diciamo che non è velocissimissimo, però mi aspettavo di meglio. Babel appena entrato. Babel da Rud. Rud. Non ci credo. Azione del portiere. Wijnaldum. Stanno correndo rischi davvero inutili. Wijnaldum. Wijnaldum entra in area. Occhio alla conclusione. E Babel appena entrato l'ha messa. Babel l'ha messa, non capisce più niente. Sono tornati avanti. Grande Babel, mamma mia che sofferenza però. Eccolo qua, guardatelo. No, guardate il pallone ragazzi. Adesso ce lo possiamo un po' godere. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Toc. Ed entra la palla in rete. Grande Babel appena entrato. Formaggino Babel l'ha messa. Formaggino Babel l'ha messa. Due sostituzioni in rapida successione. Adesso conducono, anche se solo Grande per un formaggino colpo Babel. Rimonta Perché lui è Babbel. meritatissima. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Stiamo attenti adesso. Babel però ha spaccato la partita. Mamma mia Babel. Babel. Cross un po' da cioccolataio. pallone. Ma va bene. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Blind con l'intercetto. Bravo Blind. Chiudiamola per piacere. Fallo. No, non è fallo onestamente no. Devono proporsi in avanti, pur senza 79esimo. E non diamo punizioni, grazie. Wijnaldum. Giorgino la perde. Ottimo Ma c'è intervento. Van Dijk. Sì, ciao Delict. L'avversario. E per ora si prospetta la cocente delusione di essere Ancora eliminati Delict. al Bravo Van Dijk. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori. Buttiamola per anche accompagnare su. la manovra. Non la prendiamo più però, eh. Bravo Van Aanholt. A questo Ottimo. punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciare. Bellissimo. Babel, bellissimo. Madonna, che bella azione, peccato. Ma Babel fondamentale, veramente. Meno male che ho indovinato il cambio. di inserire forze fresche. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Alza la palla in profondità. Qua Babel non se l'aspettava. Ti prego, andiamo a La casa. difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Andiamo ai quarti, andiamo a casa. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Andiamo a casa. Ci mette la pezza. Bravissimi. Come siamo usciti bene. Come siamo usciti bene. Sontuosi. E Rud può chiuderla. Rud può chiuderla. Con i suoi fantasmagorici pallonetti. Quanti ne ha fatti al Man Red? 2-1. Sentenza olandese. Sentenza olandese. Van de Beek fa un passaggio alla Pola ai Mangai. Ha fatto schizzare in piedi tutti i tifosi. E Rud la mette in gol. Da 5 di questo turno. Ah, mamma mia, con non poche fatiche, ma portiamo a casa l'ottavo di finale. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato Bravi ragazzi, scivola ai quarti, probabilmente contro la Germania, Si chiude la sfida. con il pallone più bello del mondo. Dopo questo primo passo in avanti, la Mamma mia ragazzi, sono coppa. No sì, col Portogallo, scusate che Germania. Portogallo, Olanda e Nigeria, Messico. Se passiamo alla finale è la nostra portata. Dall'altra parte
incredibile crollo brasiliano, quindi Svizzera-Colombia, Inghilterra-Argentina, il Brasile se ne va, il Brasile 4-3 poi. Niente raga, sotto il comandone veneziano, ci siamo ai quarti. Ciao!